Buongiorno a tutti, io sono Davide Pinton di Azienda Agricola Juvenilia. Qui siamo a Schio, provincia di Vicenza, e come azienda abbiamo aderito al progetto di Veneto Agricoltura del pascolamento sostenibile, per cui siamo una delle aziende pilota. Ecco, in questo appezzamento stiamo svolgendo questo pascolo per il secondo anno di seguito. Questo appezzamento è di 4 ettari, per cui una superficie abbastanza ampia, suddivisa in 13 settori. Qui attualmente stiamo facendo pascolare 22 animali. Sono 21 bovini, diciamo, attorno all'anno, anche meno, tra i 6 e i 12 mesi d'età, e un bovino adulto, per cui ha 8-9 anni, una vacca gravida che è in asciutta, per cui partorirà tra un mese circa, che abbiamo deciso di tenerla assieme per questione di sicurezza, tra virgolette. I vitelli più giovani vedono un animale adulto e si sentono più rassicurati, insomma la vedono un po' come guida, ok? Anche se fondamentalmente mangia a gratis, più o meno. Questi 13 settori li teniamo pascolati circa 3 giorni ogni settore, per cui dopo 3 giorni spostiamo i vitelli nel box, nel recinto successivo. L'anno scorso avevamo 5 settori molto più grandi e tenevamo i vitelli in ogni settore per 7 giorni circa. Ecco, questo è stato l'inizio, diciamo, come prova. Avevamo 17 bovini, 16 piccoli e un adulto l'anno scorso. Ci siamo accorti, insomma, che avere pochi recinti e molto più ampi è più facile da gestire perché c'è meno lavoro, però in realtà c'è un po' di più spreco perché il calpestamento dell'erba è maggiore e a parità di superficie complessiva si riesce a tenere meno animali. In questa maniera, avendo più settori più piccoli, si riesce a ottimizzare sempre di più il pascolo. Adesso abbiamo 13 settori quest'anno, però sarebbe potenzialmente ideale aumentare sempre di più, avendo magari anche settori sempre più piccoli, così si riesce ad avere anche un numero maggiore di capi a parità di superficie. L'implementazione di quest'anno è stato il numero maggiore di recinti e l'acqua in postazioni fisse dell'acquedotto, per cui è un lavoro risparmiato, sono tantissime ore di lavoro risparmiate che abbiamo avendo questo tipo di sistema di abbeverata. In questo appezzamento abbiamo 2 punti di abbeverata, per cui abbiamo da quest'anno fatto arrivare dalla stalla principale, dalla sede principale, dei tubi dell'acquedotto in cui arriva l'acqua, diciamo, senza dover portarla con mezzi meccanici. Con questo sistema di abbeverata in punti fissi abbiamo dovuto rivedere un po' il sistema dei recinti, perché ogni spicchio ovviamente deve poter raggiungere il punto di abbeverata che non si può spostare, per cui abbiamo creato una sorta di piazza, una specie di una superficie destinata sempre all'abbeverata, un cerchio di circa 15 metri di raggio, per cui abbastanza ampio, e questo cerchio abbastanza ampio è sempre disponibile agli animali, per cui gli animali si trovano ad avere questo cerchio con al centro l'abbeveratoio. Questo cerchio è raggiunto, diciamo, da tutti gli spicchi, per cui di giorno in giorno, insomma, quando vogliamo spostare gli animali, loro possono camminare e mangiare l'erba dell'appezzamento che hanno a disposizione quel giorno, e sempre anche tutto lo spazio dell'abbeverata. Questa è la piazza di abbeverata, al centro c'è l'abbeveratoio caricato sempre dall'acquedotto, per cui ha un galleggiante che tiene il livello più o meno a 3/4, così, in maniera che se vogliono bere non lo buttino fuori, come non è mai pieno, però ce n'è sempre. E poi si vede che ogni lotto ovviamente comunica con questa zona centrale tramite queste aperture. Sono fatte con dei cancelli a molla, per cui
quella piazza lì, diciamo che un po' alla volta si spreca l'erba perché loro continuano a calpestare e poi non ricaccia. È un modo, sì, diciamo, per utilizzare un pezzo di campo ad utilizzo della beverata. Però in questa maniera riusciamo a dividere in vari settori tutto l'appezzamento, e il concetto importante è che dopo che li abbiamo spostati, dopo che i vitelli hanno mangiato sul lotto, non andranno più a calpestare il ricaccio, per cui fino al successivo pascolamento quell'appezzamento non verrà mai più calpestato. E questo è un modo per dare fiato al pascolo, fiato all'erba, e farla crescere in maniera adeguata, insomma. Parlando di accrescimenti, avendo fatto la prova l'anno scorso di pesata all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno, quando li abbiamo riportati a casa, abbiamo avuto questa bella sorpresa, per cui abbiamo avuto una media di 750 grammi di peso vivo al giorno di incremento di crescita. 750 grammi di peso vivo. E questo è un dato molto importante, perché se rapportato a quanto crescono, diciamo, in stalla con una razione a fieno, a farine di orzo e favino come diamo noi, insomma, dove il costo è molto maggiore, è un bel rapporto, perché in stalla crescono circa dai 900 ai 1000 grammi al giorno durante la loro vita. Qui sono cresciuti 750 grammi al giorno, tenendo presente che qui non abbiamo mai fatto integrazione di nessun tipo di farina e nessun tipo di proteine, insomma, per cui solo erba di questo pascolo e un'aggiunta di fieno nel periodo di luglio e agosto, quando c'era proprio la siccità potente in cui gli animali non trovavano proprio più niente. Questo appezzamento sembrava deserto. Questo è una consociazione al 90% di pisello e un 10% di orzo. E l'orzo serve per sostenere un po' di più la pianta del pisello, se no si acquatta. Questo aspettiamo adesso alla fine di giugno, e con le meticrebia raccogliamo tutto secco in granella per fare delle farine, delle ottime farine, delle vacche. Teniamo presente che questo è un appezzamento certificato bio da oltre 25 anni, per cui in questo appezzamento abbiamo sempre concimato con letame aziendale e un po' di liquame eventualmente in qualche momento, però essendo certificato bio non sono mai stati utilizzati letami con avermectine, ad esempio, che sono principi chimici che vanno a contrastare i lombrichi, ad esempio. Questo secondo me è una cosa molto importante, perché nel corso dei decenni si vede un terreno vivo, molto biodiverso, insomma, con molte specie arboree e anche abbastanza ricco di trifoglio, che è la parte proteica. Questa parte proteica del trifoglio è sempre bassa, quasi nascosta nell'erba, però spesso è la prima cosa che gli animali mangiano, sapendo che è dolce e gustosa, è quella che gli dà anche forse più nutrimento e più accrescimento. Qui siamo al centro più o meno dell'appezzamento complessivo e abbiamo tenuto da parte, in maniera che non possa essere pascolato, un piccolo recinto di circa 40 metri quadri. Questo lo utilizziamo come aumento della biodiversità del terreno. Qui praticamente, non potendo pascolare, tutte le erbe che cresceranno qui andranno a seme e aiuteranno a diffondersi un po' delle sementi su tutto l'appezzamento. Qui siamo al centro, nel cuore degli appezzamenti, e c'è una ricchezza, come si può vedere, di poaci, in particolare dell'Olium perenne.
come abbiamo considerato, le Paace sono monocotiledoni, hanno il fusto, sono annuali generalmente, hanno il fusto cavo con degli internodi, nodi internodi, nodi pieni, internodi di solito vuoti internamente per adattarsi anche al vento. La presenza così ricca in questo caso di l'olio perenne fa sì che ci sia la maturazione del seme, e questo seme poi viene disperso per via anemofila con il vento tutto attorno. Vedremo difatti questa presenza di Poacea tutto attorno il campo. Un'altra essenza assai interessante è questa ombrellifera che troveremo anche poi in questo periodo, e che è la Pimpinella anisum. Anisum significa non uguale, Pimpinella ombrellifera, che adesso si chiamano Apiacee, perché sono ricercate appunto dagli insetti, dalle api, dai bombi e così via. Questa Pimpinella anisum significa non uguale. Non uguale a che cosa? Alla cicuta, che ci assomiglia vagamente. Comunque questa ha tutt'altre proprietà, ha proprietà digestive, contro il meteorismo, e fa bene per le vie respiratorie. Quindi anche questa è un'essenza che troveremo in giro in questo periodo, molto diffusa. Ecco, come vedete sotto c'è tutto un substrato di altre specie che ancora sono coperte dalle Poacee, da queste Poacee, ma che comunque arricchiscono questo terreno. La gestione dei fili elettrici l'abbiamo fatta tenendo conto che questo appezzamento è circondato abbastanza da intemperie, cioè nel senso non è proprio in un posto ottimale. È circondato da 2 torrenti, al di là di un torrente che se i vitelli cascano dentro non riescono più a salire, al di là di un torrente c'è la ferrovia, e al di là dell'altro torrente c'è una strada molto trafficata, per cui abbiamo cercato di rendere più sicuro possibile il pascolo. Il recinto esterno ha 2 fili, per cui uno è all'altezza di 60 cm circa, uno a 100 cm circa, e c'è un elettrificatore che funziona sempre per questo, che praticamente fa tutto il perimetro. I recinti interni, quelli che dividono i vari spicchi, i vari lotti, sono fatti da un filo soltanto all'altezza di circa 80 cm e da un elettrificatore a parte, per cui sono 2 elettrificatori che in caso i vitelli prendono paura di qualcosa, o arriva un temporale e vogliono scappare, oppure fuochi d'artificio, che tanto per cambiare è un'altra distrazione che hanno, fuochi d'artificio qui a fianco al ristorante, se prendono e vogliono scappare, fuggire, almeno cercano di fuggire nel filo singolo, però è molto più difficile uscire dal recinto doppio, per cui almeno mal che vada rimangono comunque dentro qui. Allora, questo è il filo singolo, altezza circa 90 cm, e questi sono gli isolatori che ho utilizzato io. Praticamente il filo elettrico ovviamente non deve mai toccare il palo che abbiamo di sostegno, e questo isolatore serve perché non scarichi la corrente proprio lì. Questo palo obliquo l'ho utilizzato per tenere in tensione tutta quella linea, perché se io questo lo tolgo poi il filo cade e i vitelli potrebbero scappare. Questo qui viene utilizzato per tenere in tensione il recinto. Qui possiamo vedere come il recinto interno, fatto da un filo soltanto, non va mai in contatto con il recinto esterno. Si vede che sono due linee proprio separate. L'importante è avere sempre corrente funzionante, perché se loro si accorgono che per un giorno, per un momento la corrente non c'è, e poi ci provano sempre e alla fine spaccano tutto, per cui puoi tirare forse un giorno senza corrente, ma mai fidarsi più di un giorno. Questo è il recinto numero 5, è stato pascolato circa 10 giorni fa, per cui qui si può vedere già il ricaccio che sta crescendo. Questo è il numero 6, è stato pascolato il 3 maggio e oggi è il 23, quindi sono 20 giorni precisi. Qui c'è un ricaccio veramente ottimo, molto uniforme, e si vede che la graminaccia è tutta giovane, quindi questo sarebbe ideale da pascolare subito.
questo è stato pascolato il 29 aprile, quindi oggi è 23 più 3, quindi 26 giorni fa. Ecco, qui siamo al limite, nel senso che le graminacee sono quasi tutte in infiorescenza. Questo è un ricaccio di 35 giorni. Vediamo diverse graminacee già con una spiga e già ingiallire, quindi vuol dire che si avvicinano a uno stadio di maturazione in cui è presente una maggiore quantità di lignina. Questo è il lotto che ha circa 35 giorni, per cui vedete l'erba ha fatto a tempo crescere e oggi li sposterò. Quello lì, il lotto, diciamo che è stato pascolato fino ad oggi, fino ad adesso, e dietro ci sono i lotti precedenti. Ecco, per cui adesso loro mi hanno visto e stanno aspettando che apra il recinto. Per aprire loro di solito si spostano all'interno di questo cerchio, semplicemente aprire la bolla ok, e loro hanno già capito come funziona, sanno che trovano l'erba fresca e come vedete sono già super affamati e andranno a pascolare nel nuovo lotto.